mia, come si dice da noi altri, stamattina la femmina era in contrasto con il fine ultimo freudiano, che sarebbe il nove rotture dei coglioni. Ma poi, vedi? No, scherzi a parte, vado d'accordissimo con lei, però è normale, poretta, giustamente, anche uno che magari si sveglia con una magagna, eccetera, che si infastidio, magari un po' di raffreddore, eccetera, infastidioso e nervoso, giustamente, per carità di Dio. Però vedi, quando poi nella giornata io mi ritrovo in questo mio mondo incantato, che è il mio ufficio, a fare il design, dopo anche mi sposto, cambia tutto, è un po' un teletrasporto verso un'isola, un po' quell'isola di salvezza, lontano da queste sponde, no? Che parlava il Battiato su Summer on a Solitary Beach. Io da un po' di anni ho imparato a nuotare e ad approdare in queste isole, ma anche subito. È anche grazie a questo che siamo assieme da 7-8 anni e non abbiamo mai sbaluffato, bisticciato, perché le distanze servono, no? Abbiamo già fatto questo discorso sperimentato e portato avanti dal nostro buon Tiziano Terzani e confermato dal Sinano, che non deve essere visto, qua sta l'errore, come un scappare, perché certi lo vedono come un scappare. No, semplicemente bisogna rendersi conto che per fin do criceti messi in una gabbia massa piccola e sbarufea, ok? E quindi bisogna darci, regalarci, sarebbe anche dovuti, quindi darci i nostri spazi, ok? Sia di tempo che di spazio proprio fisico, ma anche insomma spazi anche di contatto, quindi in questa sorta di solitudine o di scambio di relazioni, no, non vuol dire andare con l'amante, per amalgamare bene il tutto. Un po' è sempre anche là, caschiamo sempre sul discorso dell'equilibrio, no? Ok, come il discorso della pizza, buonissima, ma mangia tutti i giorni a pizza, te ti incazzi, Dio caro, ti dice no, porca puttana, anche un culo pizza, ti acciappi, ti butti su per il muro, porca puttana, hai capito? 1, 2, 3, ufficio pronto ormai in 2 minuti, perché ormai ho imparato i settaggi eccetera e via dopo si parte. Pensa che una volta ho seguito un video di uno youtuber, perché l'ho reputato molto intelligente, di Casey Neistat, è uno youtuber americano che fa un buon vlog, però guarda che ogni tanto butta fuori delle cose veramente sagge e intelligenti, soprattutto anche sugli stili di vita, ma anche stili di vita proprio pratici, ok? Quindi tangibili, praticabili subito, le solite cose che io dico sempre, quelle banalità, ma proprio perché sono banalità nessuno le affronta, perché ci si sente quasi offesi a dover trattare delle banalità, no? E tra le banalità lui veramente ha fatto un video intero sul posporre, sulla pericolosità del posporre. È vero, ad esempio, io ho i cavi stratirati del monitor qua dietro, vedi, del monitor più che altro, ok? Quindi ho il monitor un po' storto verso la destra, per lavorare meglio dovrei averlo un po' più a sinistra. È da un mese che pospongo e non è tanto il fatto che posporre questa cosa mi ha rovinato un mese di comfort, ok? Di comfort ovviamente sulla postazione di lavoro, sia ben chiaro, ovvio. Ma oltre ad aver fatto questo, ok? Oltre ad aver subito questo danno, io se continuo ad avere queste brutte abitudini del posporre, le ripropongo, le rifaccio, le ripecco su tante altre cose, hai capito? Perché diventa un'attitudine e bisogna stare attenti alle nostre abitudini, al nostro... Pertanto sì, beh, adesso sono un po' tra virgolette in merda col lavoro, nel senso che è tutto sotto controllo, però ce n'è e lo farò fra 4-5 giorni, segno. Mollo tutto e ricablo i cavi sotto a scrivania. Pensa che bello quando parlerò poi con quelle famigliole che spesso trovo nelle aree camper, che hanno mollato tutto, hanno mollato il lavoro, a fine per farsi l'anno sabbatico dopo il camper in giro per il mondo, ma giustamente, ripeto, non sto assolutamente dicendo che è una cosa sbagliata, però senza mai pensare che un giorno quei soldi finiranno, ok? Perché loro non pensano, per sempre, ripeto, parlando con loro, cioè non inventandomi di sana pianta le cose, ma parlando con loro ho notato che sta gente non ci pensa molto alle cose, poi quando succede, ed è successo, che bucano le gomme o hanno le gomme da cambiare che sono più di 500 euro eccetera, lì veramente si trovano in difficoltà, perché dicono e i sky adesso guardano verso l'alto, vedere se cadono, i soldi non cadono e poi smettono di fare la van life e ritornano a lavorare. L'ho presa lunga per dire, perché a loro dirò e anche io ho mollato il lavoro per tirare i cavi.
No, mi è sempre dato un po' fastidio sta roba, perché quando ti parlano, non lo fanno con strafotenza ovviamente, per carità di Dio, sono molto carini, allegri, simpatici e coccolosi, però lo fanno sempre con quel tono, come per dire, ah, ho mollato il lavoro e adesso giro per il mondo, della serie, ah, ho trovato la genialata, Dio caro, adesso io me la vivo e che altri no. Cioè, ti sei messo via 2 palanche, che sono 2 soldini, e hai fatto benissimo, e ora ti fai la vacanza lunga e hai fatto benissimo, ma non può durare per sempre se non hai un lavoro che ti permette di lavorare da remoto, ok? Tipo, se uno fa il parrucchiere, magari si può anche ingegnare, costruirsi un camper parrucchiere, ma devi farti il camper adatto a questo tipo di lavoro, no? Ok? Come io ho l'immensa fortuna di fare il web designer, il 90% dei miei lavori si fanno dal camper, quindi cioè, i clienti neanche non dovrebbero venire a vedere il camper, cioè nel senso non ha senso, cioè vado io a parlare da loro, faccio vedere i lavori che ho fatto, eccetera, eccetera, si parla e dopo glielo faccio della bozza e glielo consegno, hai capito? Questa è una vita che si può fare in camper, però adesso lasciando perdere questi dettagli, perché non tanto per il fatto che ci dilunghiamo, ma andiamo fuori discorso, e questa è la cosa più importante, è che non c'entra un cazzo, perché comunque concettualmente sto lavorando io e sta lavorando chi magari fa il parrucchiere dentro al camper, eccetera. Sta gente invece spaccia che molla il lavoro e va in giro per il mondo a divertirsi. E là dici, ma perché mi prendi per scemo? Cioè, mi sento un po' offeso, e allora poi automaticamente, senza cattiveria, prendo io per scemi loro, insomma, perché dopo là gli cazzo sempre la battutina quando chiacchieriamo, il discorso dei tagliandi, del gasolio in omaggio e tutte quelle robette là, e dicono, sì, effettivamente adesso abbiamo le gomme da cambiare, non so come faremo, ma vedi, se te vuoi andare via quei cerchioni, va bene, allora, come si può dire, provare queste sorte di rancori, per quanto piccoli e leggeri, è una cosa che non va assolutamente bene, non va assolutamente bene neanche per noi stessi, per la nostra salute, eccetera. Ma se tu, magari come Singano, sei una di quelle persone che grazie a questi piccoli sfoghi, un po' come questa specie di pus da schiacciare fuori dal brufolo, no? Sta bene dopo averli fatti, falli, è una cosa buona e giusta, è una sorta di spinetta, di legnetto, di sassolino che tu hai nella scarpa e te lo togli. L'importante è sempre non fare del male agli altri, nel senso non danneggiare in alcun modo il prossimo e neanche te stesso, perché ricordati sempre, magari sbaglio, ma io ho sempre sostenuto che anche noi siamo una persona. Perché? Scherzi a parte, no, guarda che ogni tanto ci vado giù di sarcasmo, ma è la realtà, non è sarcasmo, è realismo, porca puttana. Se parla tanto di far bene al prossimo, ok? E io verrei fuori con questa battuta che sembra sarcastica e bastardella, perché la mia battuta sarebbe che se il prossimo sono anch'io, io che faccio tanto bene a me stesso, sono molto benevolo e generoso col prossimo, ok? E questa sembra un po' una stronzata, ma nella realtà delle cose, alla fine dei fatti, pochissime persone fanno veramente del bene al prossimo, cioè o che vanno tipo non so a fare i volontari nelle mense piuttosto che qualsiasi cosa, hai capito? Vabbè, mia discolpa, mi ricordo sempre che faccio da mangiare agli affamati, quello l'ho sempre fatto, sia nei Balcani che in Italia fuori dai supermercati, quello sì. Ma a parte ciò, se nella realtà dei fatti nessuno fa mai del bene un qualcosa per il prossimo esterno, allora fare del bene per il prossimo se stessi è meglio di niente, no? È già qualcosa, hai capito? Cioè sembra una battuta, ma in realtà non lo è. Cioè, da noi c'è sta bellissima, me l'hai già sentito dire in qualche video vecchio, secondo me, questo bellissimo, no proverbio, no aforisma, questa specie di, vabbè, modo di dire, che è piuttosto che niente, piuttosto di niente. Guarda che sembra una stupidata, ma il piuttosto di niente, se ci ragioni e se lo sai usare nei giusti contesti, è veramente una legge sacra. Boh, basta, via a lavorare. Ovvero che non bisogna ragionare in lire, ma guarda qua. Praticamente un gamberetto 1000 lire. La van life nel parcheggio degli autobus. In tangenziale, sì. Perché ogni tanto a pulmin, poretto, per sentirsi pulmin, ok, pulmin significa pulmino, neanche tanto scuola bus, perché il pulmino può essere anche un pulmino turistico, difatti è da lì che nasce il pulmin, no?
poi detto deve stare nel suo habitat, quindi nel parcheggio degli autobus, là invece del parcheggio dei camion. Questo invece era un camion confuso, aveva una crisi di identità e ha parcheggiato nel parcheggio degli autobus e dei pulmini. Ah, che bella giornata. Allora, ti so, avere sempre sta roba in mezzo ai coglioni, adesso cavate i coglioni, porca troia. Stavo leggendo i testi di Freud, no? Ma siccome uno era un po' noioso, nel senso che anch'io come te soffro il deficit dell'attenzione, e dopo un tot di pagine che mi parli della memoria che pecca per i suoni delle parole piuttosto che le parti di testo che ti ricordano dei brutti ricordi, eccetera eccetera, sono passato a un altro libro. Sì, perché Singano legge sempre 3 libri contemporaneamente, 2 da Alessia e 1 in camper, esatto, in base all'umore e alla situazione. E ho preso per mano un personaggio che ho già letto anche in passato, per carità di Dio. Il Dalai Lama ha fatto un testo, o meglio non l'ha fatto proprio lui, l'ha fatto uno psicologo assieme al Dalai Lama, cioè lo psicologo ha scritto assieme al Dalai Lama, però in realtà è il psicologo che ha scritto, poi il Dalai Lama e gli altri tibetani lo hanno riletto per confermare che non c'erano stati fraintendimenti, perché sai, insomma, nella stesura, nelle traduzioni eccetera, e insomma Singano stringe, sì, Dio povero, te vedi che te ha il deficit dell'attenzione, porca puttana, non posso neanche spiegarti un attimo le robe che te annoi, te vuoi vedere la van life e che cagare là, no Dio caro, sta serio un attimo se queste robe importanti, porca puttana, mi fa girare i coglioni, ma te fa così. Allora, di tutti i discorsi che ti ha fatto ultimamente Singano, cioè ultimamente, aspetta, se registro il video adesso vuol dire che i discorsi te li ho fatti 4 mesi fa, sull'occhio che guarda, ok, che non è sul fatto che la felicità non arriva dalle cose esteriori ma parte da te stesso, ossia da come tu disciplini la tua mente ad interpretare le cose esteriori. Oh, se tu leggi quel libro, adesso non ce l'ho neanche qua, non mi ricordo il titolo, c'era la parola felicità in mezzo, tipo sulla felicità, oppure cose che ce l'ho dalla Alessia. L'ho iniziato l'altra sera, l'ho già fatto fuori a metà, ma non mi ricordo il titolo. Comunque vabbè, tu scrivi su Google Dalai Lama felicità, quanti vuoi che ne abbia fatto? Quello, no? E vedrai, sono rimasto abbastanza scioccato, ma dopo aver letto un po' di libro anche no, e ti spiegherò il perché ho ritrovato tutti i miei ragionamenti, tutte le cose che ho sempre detto e spiegato in quel testo del Dalai Lama. Ma e dopo uno dice, madonna, ora il Singano genio, il Singano qua, il Singano là. No, il Singano un cazzo, il Singano non è niente, come non sei niente tu e come non è niente il Dalai Lama. Siamo tutti, messo in papranfiassi, siamo tutti fatti della stessa pasta. Questa frase me l'hai sentita già dire. Che bello è spiegarti le robe guardando il parcheggio dell'autogrill. È fantastica questa roba. No, scherzi a parte, con tanta umanità e umiltà, come credo insomma di essermi sempre mosso anch'io, questo simpatico signore, che è il Dalai Lama, così lo chiamano, ti ha spiegato. Era veramente, ti invito a leggere quel libro, perché veramente sembra aver utilizzato le mie testuali parole, cioè mi sembrava di leggere me stesso, no? E ti spiega in realtà cos'è la vera felicità, perché la gente pensa sempre ai mezzi per raggiungere la felicità, ma non va direttamente alla felicità, cioè capisci, perché ci sono dei trucchetti, c'è la strada, c'è la scorciatoia, porco Dio. Aspetta, no, perché è vero, io adesso sto parlando dei tibetani, quindi il porco Dio che ho appena tirato non è una bestemmia, cioè idem se parlavo magari, non so, di una della tradizione tolteca, no? Degli antichi toltechi, là non c'era quel Dio, no? Che tu provi quel senso di ribrezzo quando senti la bestemmia, no? Così come, non so, le tribù africane, che è da dove discendiamo noi, cioè capisci? È bellissimo, cioè è bellissima la bestemmia, perché la bestemmia evidenzia la stupidità nelle persone quando provano quel senso di sdegno e di, non so, sai quando si sentono lo sceriffo a dire hai bestemmiato, non va bene, sei un irrispettoso, eccetera. In realtà no, Dio caro, te si ti che te si semmo, perché di tutte le 1000 religioni che esistono nel mondo ti sta impuntato, tu come magari i buddisti e tanti altri, no, ognuno si è impuntato sul fatto che la propria religione sia quella giusta.
E quella degli altri è quella sbagliata, ma è una figa. Io adoro ste robe, le adoro, vado matto, veramente vado matto, le adoro con tutta l'anima. Le adoro con tutta l'anima, perché tipo mia madre, che è una sfegatata, una catechista, eccetera, ci scommettono i coglioni, qualsiasi parte del corpo e della psiche, che se lei fosse nata in India sarebbe stata tipo una sfegatata di Krishna, cioè capisci? È quello l'handicap umano, il limite che non ti fa andare oltre, ok? La visione imposta dagli altri ti impedisci così di scoprire la vita. Ci si chiede sempre chi è Dio, chi è quello, ma porca la Madonna, cioè esploralo, hai il cervello, hai tutto. Non puoi star sotto a quei 4 truffatori che ti dicono ah Dio è questo, Krishna è quello, Mitra è quello e Maometto. Ragazzi, dai, almeno voi che mi seguite. Dio va life. Ma chiudendo questa parentesi del Dalai Lama, secondo me io lo apprezzo molto Dalai Lama, cioè non è certo il mio personaggio preferito, che è sempre stato e sempre sarà Gandhi, cioè se devo, non si può comparare per carità gli esseri umani fra di loro, però se proprio dovessi comparare il Dalai Lama con Gandhi, siamo Gandhi 1000, Dalai Lama 1 o meno di 1, ok? Nonostante il Dalai Lama sia una persona secondo me estremamente rispettabile, estremamente intelligente, empatica e colta e tutto quello che vuoi, no? Però vedi, quello che mi è piaciuto tanto di questo personaggio del Dalai Lama, e per carità anche di Gandhi, perché non è da meno sotto questo aspetto che ora ti dirò, è il fatto che lui dice: attenzione, tutto quello che io ti dico, ti insegno, ti spiego, è il risultato semplicemente di un'esperienza di un essere umano come te, che però ha osservato anche gli altri, perché nella realtà delle cose, stringi, io, Dalai Lama, sotto, cioè alla base, attenzione alla base, sono tale e quale a te. Poi sopra la base possiamo costruirci le religioni, le culture, le abitudini e altre cose, per carità di Dio, ma sotto certe cose, certe filosofie, certe formule, certi pensieri, certe emozioni, certi sentimenti sono comuni in tutti gli esseri umani. E questo il Dalai Lama lo ha ammesso, lo ha spiegato, e è una cosa che mi ha fatto molto piacere e ha cresciuto la stima che io ho nei confronti di questo personaggio. Io so di annoiare i tanti, ne sono perfettamente consapevole, però ho la fortuna, l'immensa fortuna di non essere uno youtuber e quindi di non fare queste cose per i soldi, ma di farle per un qualcosa di infinitamente più grande. Ed è lì che io voglio continuare a battere e seguire la mia strada, o perlomeno insomma maggiormente lì, in quella strada. Perché se io dovessi provare questo senso di inadeguatezza e sentirmi in obbligo di adeguarmi alla massa, alla van life, al wanderlust, a tutte quelle stronzate lì, commetterei un grave crimine contro l'umanità, perché se all'epoca, tornando indietro di qualche migliaio d'anni, qualche centinaio d'anni, ci fosse stato ancora questo senso di inadeguatezza, non sarebbe nato Kant, non sarebbe nato Schopenhauer, Nietzsche e tutti quei grandi filosofi e pensatori del passato, e pertanto non si sarebbe sviluppata la potenzialità della mente umana, saremmo rimasti delle bestie, ok? Pertanto lo so di essere noioso, lo so di fare, per carità, io li chiamo ragionamenti, io li chiamo vivere, io li chiamo sperimentare, il vero succo, il vero tronco della vita. Altri li possono chiamare sproloqui, per carità, mi dispiace per chi li considera sproloqui, ma io non accetto di vivere solo di banalità. Io adoro le banalità, adoro l'ubriacarmi, adoro il trash, adoro le bestemmie, adoro tutto ciò che è veramente puerile, stupido, ma mai potrò vivere solo di quello. La mia vita è tutto, perché la mia vita l'ho sempre voluta spremere al massimo, e se vuoi veramente vivere e spremere la vita al massimo ci deve essere tutto dentro, tutto. Detta questa, andiamo avanti, andiamo a trovare Mirko.
Poi sarò curiosissimo di ascoltare questo discorso, perché l'ho fatto un po' da ubriaco, per carità di Dio, però insomma proprio nel momento in cui l'alcol saliva, e quindi vi è una sorta di ipnosi, un po' di in vino veritas si dice, no? E quindi sono curioso di vedere quali freni inibitori sono stati sganciati nella mia psiche, nel mio comportamento, in questo istante di leggerezza, era quale non c'è nulla da vergognarsi. Una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Quando il sole ci nutriva, di tanto in tanto un grido copriva le distanze, e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Wonderful summer on a solitary beach, against the sea, le grand hôtel Cigale Magique.